Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Euro Truck Simulator 2. Quest'oggi siamo pronti a intraprendere una nuova avventura sull'asfalto. Mi dispiace come al solito di aver perduto i salvataggi tanto tempo fa, ci troviamo sempre come novellini, però noi sappiamo che Euro Truck Simulator lo sfruttiamo principalmente non tanto per il gameplay ma per la sezione del Fuck You Time. Sono contento che in 2 giorni sono arrivate davvero tantissime domande sulla pagina Facebook, quindi andiamo subito al dunque. Iniziamo la nostra avventura. Sono anche disponibili tante DLC ed era davvero tanto tempo che non effettuavo un Fuck You Time. Avete visto ragazzi che ho avuto un paio di imprevisti, un po' di tempo appunto riservato per appunto il trasloco e tutto il resto, quindi un po' di tempo senza questo genere di gameplay era giustificato in un certo senso. Allora, vediamo di prendere un po' un'offerta di lavoro decente, come un lavoro dipendente, certo, non abbiamo grosse pretese, possiamo trasportare carbone, fare puzza tutta la giornata, sabbia, trucioli di legno o addirittura vestiti. Sono viaggi solo con un piccolo tragitto, però io prenderei quello ben pagato, quindi il carbone potrebbe essere adatto. Appena scenderemo di là saremo neri. Abbiamo un lavoro appunto attivo. Wow, attenzione ragazzi, non me lo ricordavo. Vediamo che lavoro è, tanto per curiosità. Vediamo un po'. Attenzione, siamo nel bel mezzo dell'autostrada. Vediamo un po' che lavoro è. Attenzione, accendiamo il motore, è un bel Renault 5000 cavalli, eccolo qui. Allora, che lavoro è ragazzi? 112 km, beh non è tanto, ma neanche poco. Possiamo sfruttare questo tempo, però voglio essere un pochettino sicuro. Dove stiamo andando? Vediamo un pochettino. Stiamo andando a Innsbruck, quindi al confine a quanto pare. Probabilmente non riesco a capire bene. Deve essere forse il confine con la Germania, o forse siamo già o con l'Austria. Sì, forse è il confine con l'Austria. O no, probabilmente con la Germania. Comunque siamo in quei territori là, ragazzi. Adesso non sono sicuro dove ci troviamo, anzi là c'è Zurigo, quindi forse siamo vicini alla Svizzera. Comunque questa zona Austria, Svizzera, Germania, da queste parti. Stiamo trasportando un carico, adesso mi ricordo, credo di piselli, quindi qualcosa di commestibile. La velocità per adesso necessaria è sicuramente la velocità obbligatoria è di 80 km/h, quindi vediamo di mantenerci calmi. 15.000 euro nelle nostre tasche. Intanto si intravedono dei lavori in corso qui nell'autostrada. Intanto noi cerchiamo di andare con calma, però dovrei alzare un po' il volume perché non sento bene il camion. Eccolo qua. Allora ragazzi, sfruttiamo questo viaggio e poi magari ne facciamo anche un altro, tanto vediamo, abbiamo del tempo a disposizione. Vediamo un pochettino se possiamo prendere la nostra sezione delle domande che mi avete fatto e analizziamole un pochettino. Allora, Francesco Alberto Stefani, credo di averlo letto bene, e di segui qualche altro youtuber? Nella scala degli youtuber che seguo, sì, ne seguo un paio. Per esempio Johnny Creek, davvero molto figo, molto interessante come youtuber, anche molto divertente. Come altri youtuber ovviamente seguo i miei più cari amici, per esempio il canale di Consiglia Giochi, anche il canale del Comendone e il Comendone Veneziano, trovate tutto nella descrizione, e anche il canale di Pierro86. Sono i canali che seguo con più assiduità nel momento in cui ho un po' di tempo disponibile. Comunque questi sono un po' i canali che seguo, quello di Johnny Creek in particolare perché l'ho iniziato a seguire dall'inizio, da quando ho iniziato io a fare i video. Intanto piove a dirotto e quindi mi è rimasto sempre questo canale da vedere costantemente. Intanto vediamo se possiamo avanzare. Perfetto, facciamo un attimo, fermiamoci qui alla strada con pedaggio, vediamo di ricaricare il telepass. Benissimo. Vediamo un pochettino qualche altra bella domanda. Simone Di Sabatino dice: è vero che se racconti una barzelletta l'iPhone 6 si piega dalle risate? Questa è bella. Sì, l'avevo sentita ragazzi questa cosa qui, tipo mi sono arrivato un paio di email nella mia casella di posta elettronica dove dicevano che gli iPhone 6 si piegavano. Comunque è una storia strana. Io ancora non è che sono andato proprio a guardare in maniera attenta su quello che è successo, però non lo so, magari scrivetemi nei commenti che cosa è successo di preciso, perché ancora non è che ne so tanto al riguardo. Comunque
Per tutti coloro che mi dicono anche che telefonino prendi, come mai stai cambiando cellulare, perché il mio ormai si è fatto abbastanza vecchio, un vecchio iPhone 4 che ormai ho dovuto cambiare, sono andato completamente da un'altra parte, ovvero ho acquistato un BlackBerry, ragazzi, quindi uno dei primi telefoni mai creati, però è davvero molto prestazionale anche a livello lavorativo, a me serve soprattutto per controllare mail e tutto il resto, non sono un tipo da giochi, applicazioni tipo giochini del genere. Sergio Boca dice: Edward, che altre serie nuove farai? Allora, abbiamo Far Cry 4 in lista d'attesa e insieme troviamo anche Project Cars. Ci sarà in un futuro prossimo anche The Witcher 3 The Wild Hunt, ma questo ovviamente è una serie che avrà luogo a febbraio, inoltrato, quindi siamo molto lontani. Vorrei anche fare, ragazzi, qualche altro video, ma mi sono venute delle idee in mente. Allora, ve ne cito una. Siccome io sono un grande appassionato di Giappone, giapponese, lingue orientali, ma soprattutto il Giappone, io ogni giorno studio da autodidatta con libri, illustrazioni PDF, anche con registrazioni, quindi sul computer, studio il giapponese in maniera intensa, già sto andando molto bene, conosco già hiragana, katakana, circa 50-60 kanji, se sapete, poi ragazzi magari facciamo un video fatto apposta per il giapponese. E vorrei appunto, visto che ci sono tanti ragazzi che mi hanno scritto, in modo particolare 2, non ricordo adesso i nomi, sono molto appassionati di giapponese, vorrei fare una conferenza magari qui in live, in modo tale da parlare un po' del Giappone e raccogliere più appassionati possibili. Comunque qualcuno di voi mi ha detto addirittura: mi insegni qualche parola in giapponese, qualche cosa nel giapponese. Comunque si potrebbe anche fare, ragazzi, però notate che il mio livello per adesso è un livello abbastanza base. Certo, se volete spiegate le cose abbastanza semplici di grammatica, le nozioni base, perché ovviamente come in tutte le lingue la grammatica giapponese esiste, ma è molto semplice rispetto a delle lingue come il latino, l'italiano e così via. Comunque possiamo anche fare delle chiamiamole lezioni, potrei spiegare quello che imparo io, magari potrebbe essere anche un'idea per riempire il tempo, il tempo tra un gameplay e l'altro, tanto per fare qualcosa di diverso. Per adesso in cassa abbiamo solo The Sims 4, Formula 1 l'ultimo gameplay che arriverà, ragazzi, tranquilli che arriverà. Ho visto tanti di voi che sono impazziti, dicono: perché non arriva? Arriverà. Il problema è che ho dimenticato il joystick nella vecchia casa e devo prenderlo, quindi per fare qualifiche e prove libere. Però lo farò, tranquilli, ancora c'è tempo e comunque non bisogna avere fretta. È un mese ovviamente che non tocco Formula 1, però ci devo riprendere anche un po' la mano. Per adesso ci stiamo dedicando anche ad altri giochi come The Sims. Ormai The Sims ha avuto un successo davvero garantito, attenzione, un successo garantito, e continueremo ovviamente con Tropico. Adesso mi sto sistemando e ci sarà una crisi finanziaria su Tropico, ve lo annuncio già adesso. Comunque sfruttiamo il camion che è abbastanza lento a partire, gli mettiamo la terza. Vediamo. Alessio Fregosi: Eddie, che genere di libri e giochi prediligi? Un salutone e continua così. Genere di giochi prediligo lo strategico, e adesso negli ultimi anni mi sta piacendo un po' anche il genere avventura tipo FPS come Far Cry 4, questi giochi anche in terza persona come Mass Effect, non ambientati nello spazio ma ambientati in un'epoca più moderna come GTA 5, quindi un genere diciamo preciso non c'è, ma tante tipologie che vanno dagli gestionali agli strategici agli FPS. Che genere di libro? Bene, scelgo principalmente il genere fantasy, compresa tutta la raccolta del Signore degli Anelli, dello Hobbit, tutto Tolkien e soprattutto anche tutti gli scritti ovviamente di Martin, il Trono di Spade per esempio. Questo genere un pochettino fantasy. Altri generi non è che li prediligo tanto. Ci sono alcuni miei amici che leggono per esempio letteratura italiana, anche antica, ottocentesca, però non sono cose che fanno per me. Mi piacciono più i romanzi fantasy e d'avventura. Simone Greco fa quasi la stessa domanda di Sergio Boca e dice: quali saranno le prossime serie? Aspettate. Che giochi hai intenzione di comprare? Beh, mi sa che ti ho già risposto con la domanda precedente, quindi mi sa che siamo a posto, ok? Aspettate che qua ci dobbiamo fare una bella curva.
Tanto piove a dirotto sui cieli dell'Austria. Credo che siamo in Austria, ragazzi. Ora, adesso appena finirò il video, guardo io Google Maps e mi arrivano, come dire, mi posso mettere le mani ai capelli, perché può essere che siamo anche in un altro stato. Allora, vediamo un po' se possiamo avanzare. Ok, procediamo. Allora, qualche altra domanda. Ciao Ed, ti seguo da tanto e sei uno dei miei youtuber preferiti. Ti volevo chiedere se verrai mai al Comics. Damiano Dami Saver Morasca. No, per adesso ancora non ti posso assicurare niente, perché è molto lontano da dove abito io, e quindi non credo che farò un viaggio del genere a Roma per il Romix, perché per adesso sono molto incasinato con lo studio, dovrò studiare adesso parecchio, e quindi fare viaggi del genere non credo, per puro divertimento. Magari se fanno qualcosa qui a Catania, sì, ma se devo fare un viaggio scusate ragazzi un attimo. Ok, eccomi qua, scusate, mi ero un attimo ingarbugliato con la voce. No, dicevo, a Catania magari sì, ma oltre non credo, perché per adesso no, magari poi in un futuro sicuramente, perché una cosa che voglio fare è andare a vedere un Comics, un Romix, o anche un Lucca Comics, o magari un Tokyo Game Show, qualcosa del genere, magari più avanti, però adesso ancora no. Nino Chiulli, grande Edward, di seguito dai tempi di Hitman, Absolution e Far Cry 3, la via di mozziconi di sigarette non tradisce mai. Meno male che c'è qualcuno ancora che se lo ricorda. Vi ricordate ragazzi, Hitman Absolution davvero fantastico. Comunque abbiamo anche Fabian Candela che dice: qual è stato il primo gioco a cui hai giocato? Il primo gioco a cui niente, oggi con la voce non c'è proprio niente da fare. Il primo gioco a cui ho giocato, mi scrivi, come primo proprio gioco in assoluto è stato Monkey Island 3, perché gli altri erano giochi che giocavo ma erano troppo piccolo per capire. Diciamo il primo gioco è stato Monkey Island 3, gli altri un po' erano giochi, diciamo, ero troppo piccolo per capire un po' l'essenza sostanziale del gioco. Niente, io ragazzi nei parcheggi sono sempre il solito, anche nella realtà peggio di peggio, se qua voi vedete che io non so parcheggiare, nella realtà proprio vorrei avere il telecomandino per la macchina telecomandata. Vediamo se riesco a girarlo. Allora, gira a destra per andare a sinistra. Io voglio andare a sinistra e giro a destra, no? No, niente, lasciamo perdere, se no mi arrabbio. Eccellente, però ci siamo presi $3.000. Perfetto, e possiamo anche andare avanti. Scegliamo un altro lavoro dipendente, ce ne andiamo a portare, allora, questa volta quanto ci pagano? 3.300. Allora, un po' di truccioli di legname dall'Austria. Eravamo in Svizzera allora prima, eravamo da Austria-Svizzera. Ce ne andiamo dall'Austria in Germania, da Innsbruck a Salzburg. Perfetto, $3.000 circa. Comunque, Fabio Di Renzo, parteciperai mai a qualche fiera videoludica per incontrare i tuoi fan? Comunque non vedo l'ora che apri il sito, sono proprio curioso. A proposito ragazzi, per quanto riguarda la sezione del sito, intanto vi dico, allora fatemi uscire prima da questo parcheggio. Bello questo Iveco, guardate che bello, mi sa che comprerò. Oh, attenzione, mamma mia, mi sa che comprerò proprio questo camion, guardate che bello. Mamma mia, guardate che sono belli gli interni, pure 3.500 giri massimi. Guardate che bello, andiamo. Pure un buon rombo. Bellissimo. Comunque ragazzi, vi stavo dicendo, per quanto riguarda il sito internet era una cosa un po' che vi avevo proposto io, ma poi mi sono accorto che con l'avanzare dell'università credo che sarà molto difficile aprire un sito e continuarlo a gestire, perché poi ho poco tempo. Tralascerei molto il lavoro, più che altro l'impegno che ci metto nei gameplay, quindi è meglio farvi avere magari dei video più ricorrenti piuttosto che degli articoli, delle recensioni sul sito che possono anche non interessare molto, ma ovviamente è meglio continuare la mia specializzazione, tra virgolette, quella dei gameplay, per fare contenti anche un po' tutti e anche un po' anche me.
Vediamo un po'. Edward, perché non fai un video del multiplayer di Pietro Caro Tenuto? Non credo che si possa fare un video sul multiplayer di Euro Truck Simulator 2, perché neanche credo che che appunto c'è il multiplayer su Euro Truck Simulator 2, ma forse mi sbaglio, comunque non lo so. Se magari dovessi arrivare alla conoscenza, alla consapevolezza che esista appunto uno di questi, la sezione multiplayer, allora lo farò. Però Vincenzo Di Bartolo, che cosa ne pensi delle nuove Nvidia 900, la sezione 900 delle Nvidia? Urto con un altro veicolo, con chi? Chi c'è qua? Ah, forse ho beccato quello dietro o davanti, non me ne sono accorto. Vabbè. Ah, c'è uno qua sotto! C'è uno qua sotto! C'è uno qua sotto, non l'avevo visto. Ehi, ma fatti vedere, amico mio. Ti fai salire addosso. Comunque, le Nvidia 900 non le ho viste, ragazzi, perché io rimarrò sempre fedele alla mia 580 finché non mi abbandonerà. E quindi non mi sono neanche interessato alla serie a 700. Ho visto solo la Titan, qualcosa così. Però niente di che, ragazzi, quindi non mi sono molto interessato alle nuove serie che stanno uscendo dalla Nvidia. Edward, farai mai una serie su Far Cry 4? Florin Maftin. Sì, farò una serie su Far Cry 4 quando uscirà, credo a novembre, intorno al 10-11, ma si parla anche del 20, non sono sicuro, o forse già c'è una data e solo io non ne sono a conoscenza. Comunque, vediamo un po'. Hai mai avuto una console di Marco Fucci? Se sì, quale? Allora, ho avuto la PlayStation 3 e l'Xbox 360. Quindi, ragazzi, davvero ero una volta un consolaro, diciamo, molto ma molto appassionato anche dalle console. Poi ho conosciuto il computer, ho avuto modo di comprarmi un computer come si deve e ho apprezzato. Quelli intanto investono là sotto, ragazzi. E ho avuto modo di apprezzare anche il fascino della grafica superiore del computer. Intanto vediamo se possiamo procedere. E qui tanto si stanno ammazzando. Michele Candiani, secondo te sarà mai applicabile la tecnologia 3D e successivamente quella orografica sui PC? E se sì, quali sarebbero gli svantaggi? Domanda davvero molto complicata. Ti rispondo subito. Intanto a questi li prendo a sberle, perché io voglio passare. Basta, non possiamo stare fermi qua in un ingorgo 2 ore. E basta. Ok, allora, la tecnologia 3D e quella orografica sul computer, credo che quella 3D si possa applicare, ma è una domanda davvero che mi coglie un po' spiazzato. Gli svantaggi e i vantaggi della tecnologia 3D. Io ho avuto modo di provare, ragazzi, gli occhiali 3D, anche qualcosa al cinema, ma davvero anche il Nintendo 3DS, ma non mi piace molto la sezione 3D, davvero almeno a me dà fastidio molto agli occhi, fa girare anche un po' la testa, almeno sono io, dà a me questa impressione. Però davvero non lo comprerei mai un PC 3D o con questa grafica orografica che parli tu, perché davvero mi sembra qualcosa di troppo azzardato. I computer devono rimanere per come sono adesso, con questa grafica normale, senza andare oltre a far uscire camion dagli schermi, dinosauri dagli schermi. Per me basta e avanza così, e non voglio davvero ogni volta che guardo il computer vomitare a terra. Quindi è meglio, almeno per il mio punto di vista, rimanere così come siamo. Sono conservatore. Mattia Esposito, quando ci passano a sinistra: quali sono i titoli che hai intenzione di portarci in futuro? Ho risposto anche a te con la domanda precedente, sapete un pochino già tutto. Vediamo un po'. Eddie, sono Luca, mi puoi salutare? Salutiamo Luca Mariani, che ci sta sicuramente guardando. Il mio record di velocità è 175 km/h, il tuo e il mio neanche 120, quindi vedi un po' tu. Antonio Bottiglieri: Eddie, perché non hai continuato più la serie di Assassin's Creed? Perché allora mi stava piacendo tanto Assassin's Creed, però poi ho visto che le persone gradivano più qualche altro gioco rispetto ad Assassin's Creed, quindi ho deciso di giocarlo per i fatti miei, per quello che ho potuto, senza fare altri gameplay, perché rispetto alla comunità, diciamo, di YouTube, quel gioco, diciamo, era meno seguito rispetto ad altri, quindi le persone erano più intente a vedere altro, e quindi io ho preferito giocare quel gioco normalmente per i fatti miei e farvi vedere qualche altra cosa che vi potesse interessare. Stessa cosa con Runway a Road Adventure, quel gioco con l'avventura grafica, e altri. Simone Di Sabatino, già l'abbiamo letto.
perché sono domande che già abbiamo letto, quindi saliamo sopra con il cellulare, vediamo un po'. Ok, commenti precedenti, vediamo un po' che cosa c'è. Ci sono stati parecchi commenti, vediamo un po'. Forse devo andare nell'altra sezione dei commenti, vediamo un po' sotto. Eccoci qua. Cristian Corazza: ciao Eddie, qual è il tuo gioco di strategia e guerra preferito in assoluto? E come mai? Il mio è Rome Total War, un saluto, sei il migliore senza dubbio. Il gioco di strategia e guerra migliore in assoluto? A me, ragazzi, è piaciuto davvero in maniera inimitabile Shogun 2 Total War. Davvero c'era una competitività in quel gioco con la presenza degli avatar, dei generali, assoluta, che Rom davvero non può neanche pensare di arrivare ai livelli di Shogun. E poi io che adoro il Giappone, vivere in quell'epoca per me era fantastico. Sicuramente la campagna di Rom è affascinante, ma il multiplayer di Rom è proprio inesistente, davvero è impossibile giocare a Rom Total War 2 in multiplayer divertendosi, cioè si fanno quelle 2-3 partite e poi uno si scoccia perché non ha più gli stimoli per continuare a giocare a un gioco che davvero è molto noioso in multiplayer, perché secondo me sì che i romani sono davvero molto avvantaggiati rispetto ad altre categorie di militari. Attenzione! Mamma mia, vediamo di diminuire. Perfetto. I romani sono davvero mostruosi, ragazzi. Io mi ricordo che prima di tutte le patch gettavo tonnellate e tonnellate di frecce su una guardia pretoriana, non cadeva a terra nessuno. Il concetto proprio di freccia è stato, secondo me, su Rom, di arma da tiro, indebolito tantissimo rispetto a Shogun. Su Shogun gli arcieri erano arcieri, avevano una propria importanza nell'esercito. Non dico che a Rom non sono importanti, ma molto meno. Io mi ricordo che su Shogun avere un'unità di monaci con arco era davvero avere qualcosa di importante, che gettava a terra le katane in maniera devastante. Qui invece i frombolieri lanciano delle pietre e non riescono a colpire nessuno, cioè davvero il concetto è stato molto ridimensionato. Giorgio Cunial però ci dice quali sono i tuoi libri preferiti che ti hanno cambiato la vita, addirittura quali sono i manga preferiti e perché. I libri già te l'ho detto con la domanda di prima, i manga è la cosa magari più importante perché ancora non abbiamo trattato. Per quanto riguarda i manga, allora il mio manga preferito in assoluto è l'Attacco dei Giganti, in giapponese credo che si dica Shieji no Kyoji. Comunque Attacco dei Giganti perché? Perché crea una certa suspense, c'è quel tantino di crudeltà, diciamo, nei disegni. Troviamo teste mozzate, braccia distrutte, corpi frantumati, e poi perché è qualcosa che affascina sapere che l'umanità una volta era nascosta dietro cinte murarie alte 50 metri, e davvero capire come i giganti possano essere distrutti, cosa appunto ci possa essere dietro il mistero dei giganti, qualcosa che mi attira molto. Infatti sono arrivato al numero 6, l'ho finito, devo leggere il 7, l'8, il 9, il 10, l'11 e il 12, ora uscirà anche il 13. Per quanto riguarda altri manga, Prison School è il secondo manga che preferisco, perché non perché tanto sia un... Allora, intanto Prison School, per chi non lo conoscesse, è un po', diciamo, ecchi. Chi non conosce il termine, vabbè, è un po' quei manga dove si vedono un po' mutandine, roba del genere, quello stile tipico giapponese. Però lo preferisco soprattutto per una cosa, per la storia. Capire come questi ragazzi che sono stati rinchiusi nell'edificio carcerario possono uscire, cioè qual è il loro piano per evadere dalla prigione, vedere un pochettino cosa possono escogitare per scappare. Io sono arrivato al quinto numero, ora devo uscire il sesto, mi pare, in Italia a ottobre, lo comprerò subito. Come faranno a uscire questi ragazzi dalla prigione con tutte quelle restrizioni? Ma sarà davvero una cosa bella da vedere. Altro manga che mi piace è Cage of Eden, fantastico, narra la storia di un aereo studentesco in gita scolastica da Tokyo, credo, a Okinawa, un'isola del Pacifico. C'è stato un tifone e in pratica in giapponese lo chiamerebbero un taifu, un cosiddetto un tifone, una zona adatta al vento, due kanji fantastici. Comunque un tifone che ha fatto sparire questo aereo, l'ha teletrasportato in una isola deserta, e questi studenti devono affinare le proprie capacità di sopravvivenza per sopravvivere in questo magico mondo dominato da animali preistorici e antichi che non si vedono più nella nostra realtà odierna.
gli antenati degli animali odierni, del lupo, del cane, degli uccelli. Fantastico. Adesso non voglio dilungarmi troppo con i manga, magari se vi va farò un video fatto apposta per i manga, vi farò vedere i miei nuovi acquisti. Comunque questa è un'altra cosa che non c'entra. Andiamo con un'altra domanda. Antonio Pavone: che cosa pensi della politica di oggi? Antonio Pavone è un ragazzo che mi scrive tantissimo, sempre appassionato di Formula 1, infatti lo saluto. Cosa pensi della politica di oggi? Non è che sia un grande amante della politica, non è che mi interesso molto della politica che ovviamente facciamo al giorno d'oggi, anche se mi sono iscritto in giurisprudenza. Comunque per quanto riguarda la politica odierna, credo che ci sia davvero molta confusione per adesso in Parlamento. Vedo che ci sono davvero tanta voglia di fare, tanta voglia di cambiare un po' il paese in un modo o nell'altro, però ancora qualcosa di concreto non si è visto. C'è stata, come dicono in televisione, il cambio di staffetta tra un premier e l'altro, e alla fine con questo governo, credo che si chiami tecnico, non sono riusciti ancora a fare nulla di concreto. Appunto vogliono effettuare la riforma della giustizia, la riforma del lavoro, alcuni parlavano, ricordo, dei metalmeccanici che devono riuscire a essere reintegrati, devono ridurre il precariato. Comunque credo che ci sia davvero molta confusione ancora. Prima di uscire da questo periodo di crisi ce ne voglia davvero tanto, perché davvero prima di riuscire a trovare una decisione ci vuole davvero parecchio tempo. Comunque credo che uno dei problemi dell'Italia sia la lentezza a livello burocratico, proprio a livello di burocrazia. L'Italia è davvero molto lenta come paese, credo ci sono paesi molto più rapidi, dovremmo un po' imitare il loro esempio, secondo me. Io ricordo che per fare qualcosa a livello burocratico si perdono davvero si perde tantissimo tempo, e questo rallenta anche un po' tutto, secondo me. Marco, attenzione! Mamma mia, per guardare la domanda di Marco Apre, mi stai facendo investire, eh? Mamma mia, ora ti mando l'assicurazione e appunto mi risarcissi i danni. Ciao Eddie, da tempo ti piace fare i gameplay, ma hai anche un'altra passione nella vita? Allora, sì, un'altra passione potrebbe essere il giapponese, sicuramente, perché è proprio una lingua che studio assiduamente, proprio per passione, quindi una vera e propria passione per l'Oriente, per questi paesi, per le lingue soprattutto orientali, ma in modo particolare per il giapponese, che davvero ogni sera mi siedo con il mio quadernino e mi metto un po' a scrivere kanji, frasi, nomi, numeri e tutto. Quindi un'altra passione importante nella vita potrebbe essere questa, la passione. E intanto qua mi tagliano la strada, abbiamo perso $800. Il giapponese sicuramente importante. Altre passioni oltre a fare gameplay sarebbe leggere, ma in maniera minore rispetto al giapponese e ai video. E non saprei altre passioni. Mi piace l'automobilismo, mi sono sempre iscritto ai più grandi giornali automobilistici sulle nuove macchine che escono ogni anno dalle più grandi case automobilistiche. Ora non facciamo nomi, se no facciamo un pochettino di pubblicità. Comunque ragazzi, passiamo adesso a sinistra. Bene, freno a mano inserito. Quindi la passione per l'automobilismo, il Giappone, soprattutto i gameplay, le passioni un pochettino strane, però credo che c'è anche qualcuno che le può condividere. Quindi ragazzi, vi ho detto un po' tutto in questo Fuck You Time. Sono rimaste forse ancora delle domande a cui non ho risposto, ma farò un altro post su Facebook. Postate altre domande anche su Facebook, mi raccomando. Mi dispiace di non aver risposto a tutto, anzi voglio fare questo parcheggio. Però qualcuno mi aveva detto Michael Camozzi ci saluti la Hunziker e Ezio Greggio. Sì, li salutiamo ovviamente, non credo che ci sentiranno, perché non so, sicuramente non sapranno neanche l'esistenza di un Edward che saluta la Hunziker e Ezio Greggio. Comunque li salutiamo, anche se non ascolteranno mai. Comunque c'era qualcuno che mi aveva fatto un'altra domanda interessante. Cosa ne pensi del futuro dei videogiochi? Ecco, questa era una domanda interessante. Per quanto riguarda il futuro dei videogiochi, io penso che i giochi si stanno andando... Aspettate, è una domanda un po'
complicata perché vorrei dare una bella risposta, però devo anche parcheggiare. I giochi si stanno evolvendo pian piano verso un nuovo universo, ma conservano davvero sempre le cosiddette basi del passato. Ci sono davvero giochi che ripetono la stessa struttura, i free roaming, ma è giusto che sia così. Ancora non ho visto un gioco, da quando ho iniziato a fare gameplay, innovativo del tutto. Ci sono generi che si accavallano l'uno all'altro, proponendo tematiche e ambientazioni diverse. Un esempio, facciamo conto per esempio Thief con Dishonored. Sono giochi davvero che sono diversi, ma molto ripetitivi nelle tematiche. Vorrei qualcosa un po' di diverso a livello proprio di gioco, qualcosa che cambi del tutto proprio il genere di videogioco. Quindi per adesso credo che il futuro dei videogiochi rimarrà statico per un paio d'anni, si ripeterà su questi schemi FPS, RPG, strategic game, gestional game e così via. Dovremmo aspettare un bel po' prima di vedere un vero e proprio cambiamento a livello videoludico, magari qualcosa fuori dalla norma. Comunque credo che rimarremo un bel po' statici. Intanto vediamo di entrare. Allora, gira a sinistra per andare a destra. Andiamo. Allora ragazzi, il nostro lavoro è appena adesso terminato, non sono riuscito a parcheggiare come volevo, ho tentato un po' senza farvi vedere le varie manovre, ma non ci sono riuscito. Eccellente come lavoro, potenziamo un'altra sezione, per esempio, vediamo un po' le merci preziose, grado 1 sblocchiamo le merci preziose, così avremo un guadagno maggiore. Bene. Allora, ci becchiamo ragazzi al prossimo gameplay, fate le altre domande nella sezione in basso e quindi a un prossimo video. Ciao a tutti!